benvenuti a Noi Chiesa Diocesi Liguri. Siamo all'inizio della Settimana Santa, cuore del mistero cristiano. Celebreremo antichi riti, ripercorreremo le tappe salienti della passione, della morte e resurrezione di Gesù Cristo. Su questo, sul significato profondo delle giornate che ci attendono, abbiamo chiesto una riflessione a Don Gabriele Corini della Diocesi di Albenga Imperia. La Settimana Santa ci porta nel cuore del mistero cristiano e come ogni anno vengono ripetuti i riti che conosciamo, ma con quale consapevolezza, con quale atteggiamento del cuore addentrarci in questo tempo? Sì, la Settimana Santa in realtà nella tradizione della Chiesa viene proprio ricordata come la settimana grande, la grande settimana, perché è proprio il cuore dell'esperienza cristiana. Se, come spesso nel loro magistero, sia Papa Benedetto XVI e poi ancora con più, diciamo, decisione Papa Francesco ci hanno ricordato che la nostra vita cristiana è prima di tutto un incontro, un'esperienza, una relazione personale con la persona di Cristo. La Settimana Santa ci mette proprio pienamente in contatto con il grande dono, prima di tutto, dell'incontro salvifico con Cristo, perché con questa settimana noi non facciamo soltanto un'esperienza di memoria, di ricordo, ma ogni anno, ecco perché è importante questa sorta quasi di ripetitività, ma sempre nuova. I riti possono apparentemente sembrare sempre quelli, ma sono nella novità dell'incontro con Cristo che è sempre nuovo. Nuovo perché Lui, ecco, rende nuovo l'incontro, ma anche perché la nostra stessa vita nel momento dell'incontro con Lui vive, ecco, tappe differenti. E quindi questa settimana, nella disposizione del nostro cuore, è prima di tutto una disponibilità a lasciarsi incontrare dal mistero di Cristo, dal suo amore che nella Settimana Santa si rivela nella sua straordinaria pienezza, dalla sua grazia, perché è l'apice anche di questo cammino quaresimale in cui tutti noi abbiamo cercato di, attraverso la parola di Dio, attraverso un cammino di riavvicinamento al Signore, ecco, ma l'apice è proprio l'incontro nel suo amore che si dona, ecco, attraverso le tappe della Settimana Santa. Il primo dei gesti che si compiono all'inizio della Settimana Santa è la memoria dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, un fatto storico ovviamente come tutti quelli che vengono ricordati nel corso della Settimana Santa. Che significato ha fare memoria di questo fatto specifico? Certo, intanto ecco, ci aiuta consapevolmente a, cioè, a renderci conto di un aspetto importante. Gesù intanto nella storicità ha vissuto ed è stato pienamente ebreo. E quindi proprio da quello che è anche la testimonianza dei Vangeli, egli stesso ricorda come non è venuto ad abolire, a sostituire la promessa e la relazione, ecco, tra il popolo di Israele e Dio, ma a portarlo a compimento. Questo ingresso a Gerusalemme ricorda pienamente per l'esperienza del popolo ebraico quello che è l'attesa del Messia. Soprattutto nelle pagine del profeta Zaccaria viene ricordato l'ingresso del re mansueto ad orso d'asina nella città santa. E quindi questo evento è, potremmo dire, quasi la qualifica, ecco, che Gesù non disdice, ma anzi assume pienamente, ecco, nella sua realtà di Messia che porta a compimento le promesse di Israele, ma anche la storia dell'umanità. E allora, ecco, l'evento storico in sé non è solo un ricordo, ma ha un significato per noi oggi nel riconoscere che il Signore della storia, quel Gesù che è stato osannato, perché noi oggi ripetiamo anche quotidianamente nella celebrazione dell'Eucaristia, proprio nel cuore dell'Eucaristia, le stesse parole Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, perché riconosciamo in Cristo davvero il Signore della mia storia, come compimento della mia storia personale, ma della storia stessa dell'umanità. Quest'anno siamo un po' tutti feriti dalla pandemia, portiamo ancora le ferite di quel tempo, siamo sicuramente preoccupati per la situazione internazionale e per le sue conseguenze e tantissime famiglie vivono situazioni di difficoltà. Allora, qual è
la speranza che la Pasqua quest'anno porta nelle nostre comunità. Certo, la Pasqua, che è sempre Pasqua di risurrezione, ma è anche Pasqua di passione e morte di Cristo in croce, ci proietta in uno sguardo, che è lo sguardo di Dio anche sulla nostra vita, che non toglie nulla, purtroppo, alla drammaticità degli eventi che stiamo vivendo, che sono stati appena ricordati, ma ci aiuta ad avere uno sguardo che va oltre. Il nostro sguardo non si può soffermare come lo sguardo, ecco, della Chiesa nascente non si è soffermato sul Cristo morto in croce, e anche per Maria non si è soffermata sul pianto drammatico nell'accogliere il figlio suo tra le braccia morto, perché da quella morte è stata scritta un'altra pagina. E noi allora nel mistero pasquale, proprio partendo da questa pagina che è la risurrezione, diamo uno sguardo nuovo anche su questi eventi drammatici della storia. Intanto perché ci dicono che l'uomo ha ancora fortemente bisogno di non perdere il riferimento a Dio. È in una realtà in cui, lo sappiamo, lo sentiamo ripetere più volte, no? L'indifferenza, il relativismo, portano l'uomo quasi a essere sempre più convinto di poter bastare a se stesso, di essere lui il padrone del creato e della storia. Ecco, la realtà dice tutt'altro. L'uomo, lo abbiamo sentito ripetere più volte, non può bastare a se stesso, da soli non ci si salva, ma mi pare che comunque gli eventi drammatici della pandemia e anche gli eventi della guerra rischino invece di far ripiegare ancora più se stesso l'uomo in un egoismo quasi di ricerca del sto bene io e allora la storia finisce lì. Io spero, ecco, ed è un invito a me stesso, ma anche a tutti noi, di sapere invece da questi eventi così drammatici trarre, ecco, tutto ciò che è possibile nel recuperare la fondamentale dimensione anche, ecco, del rapporto e della relazione con Dio. E un'ultima parola me la permetto dicendo che proprio in questi eventi della Settimana Santa, allora ancora di più non dimentichiamoci di coloro che vivono davvero profondamente, ecco, tempi di passione e di morte purtroppo, e questo allora diventa certamente per noi anche un riferimento nella nostra preghiera, anche di intercessione. In tante parti del mondo, non solo, e certamente la martoriata Ucraina, ma questa terza guerra mondiale che Papa Francesco ricorda più volte, a macchia, ecco, diffusa nel mondo, ecco, è certamente una sollecitazione per tutti noi a far sì che gli eventi della Settimana Santa, ecco, ci permettano di condividere nella preghiera, di sentire davvero, non solo perché geograficamente questi eventi ormai li sentiamo vicini a noi, ma proprio perché umanamente, ecco, non possiamo dimenticarci di coloro che vivono questo tempo proprio nella passione, nella morte, e allora anche attraverso la nostra preghiera di intercessione, ecco, in questi giorni ricordarli particolarmente al Signore, perché possa, ecco, davvero nel cuore di queste persone portare lo sguardo della risurrezione, della speranza, e l'umanità, ancora una volta ferita, si renda consapevole, ecco, consapevole che con queste prospettive, che purtroppo sappiamo alle spalle hanno anche interessi economici, politici, però ecco, i diritti fondamentali dell'uomo nella vita anche, ecco, quotidiana devono essere sempre un orizzonte imprescindibile e invalicabile. Quindi preghiamo in questa Settimana Santa anche proprio per coloro che vivono un tempo di passione e drammaticamente anche di morte, nella guerra, per la pandemia, per tante altre realtà. Che cosa rileverebbe un geologo fra 10.000 anni facendo ricerche? Ad Alamogordo, la città del Nuovo Messico, dove si sperimentò la prima bomba atomica nel 1944, rileverebbe a partire da quell'anno la presenza di un isotopo che prima non c'era. Questo è solo uno dei tanti esempi che ha proposto padre Paolo Benanti, teologo, docente alla Pontificia Università Gregoriana, che è intervenuto a Genova nell'ambito del secondo incontro organizzato dalla diocesi, da UCID Liguria e dalla libreria San Paolo, dedicato ai caposaldi di The Economy of Francesco. In questo servizio, realizzato in collaborazione con Francesca Di Palma, ripercorriamo la sintesi della relazione che ha proposto di fronte all'uditorio.
Cosa si intende per tecnologia? Non è una domanda scontata. Il tema, la tecnologia per l'uomo, è stato al centro del secondo incontro genovese inserito nel ciclo dedicato ai temi di Economy of Francesco. Non è una domanda scontata perché, se è vero che la tecnologia oggi pervade la vita di tutti, è anche vero che le domande che essa apre sono molteplici e complesse, anche e soprattutto alla luce della dottrina sociale della Chiesa. Padre Paolo Benanti è partito da qui per proporre la sua riflessione. Quando parliamo di tecnologia, di che cosa parliamo? Parliamo di una serie di strumenti, parliamo di un complesso industriale, parliamo di una capacità dell'uomo. Di che cosa stiamo parlando? Venendo qui dall'aeroporto c'erano le acciaierie, c'erano l'insieme dei porti, c'erano una serie di cose, se non mi sbaglio c'erano gli ex cotonifici nel porto vecchio di Genova, che sono altri modi con cui si è scritto l'abitare in questa città. Quindi la tecnologia è anche qualcosa che cambia come noi disponiamo le nostre relazioni. Quindi insomma, può essere tante cose. E mai come adesso, mai come a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, quella che è stato un conflitto sostanzialmente tecnologico si è aperto grazie a degli innovativi aeroplani, degli innovativi strumenti, e si è chiuso con una bomba altrettanto innovativa. Ci siamo posti il problema di avere una capacità tecnologica che può rendere questo pianeta non più compatibile con forme di vita biologica, compresa la nostra. È oggi, se vogliamo, il tema di oggi. Possiamo modificare questo pianeta in una maniera mai fatta prima. Anzi, i geologi iniziano a dire che dovremmo smettercela di chiamare quest'era geologica ancora con gli stessi temi, con gli stessi termini. Non siamo più nel Pleistocene, perché non sono più maremoti, terremoti, tsunami, meteoriti, vulcani a cambiare la forma del pianeta, ma è la nostra attività. Dovremmo parlare dell'antropocene. Si sta discutendo a livello scientifico se siamo entrati in una nuova era geologica. E questo probabilmente è vero se tra 10.000 anni esisteremo ancora come specie e un geologo andrà in giro per il mondo, ad Almogordo, vedrà che a partire dal 1944 c'è un isotopo che prima non c'era in natura. Perché? Perché l'abbiamo creato noi con un'esplosione nucleare. È giusto dunque affermare che la tecnologia è un problema di oggi e ancora è qualcosa che porta ad esiti non voluti o è una possibilità che ha l'uomo per essere uomo? Per molti psicologi evoluzionisti l'uomo ha un modo tecnologico di sopravvivere rispetto agli animali perché grazie alle attività cognitive di cui dispone è in grado di supplire a ciò che gli manca in natura costruendo mezzi in suo supporto. Non siamo l'unica specie che fa utensili, Ci stanno scimmie che col bastoncino tirano fuori i termiti, siamo l'unica specie che fa utensili con altri utensili, siamo l'unica specie che inizia a immaginare un utensile che non c'è mediante un altro utensile, si chiama CAD-CAM. E questa cosa qua è qualcosa però che può assumere forma se noi cambiamo l'inversione, cioè se noi invertiamo il modello. L'uomo è un'eccedenza e questa eccedenza ha bisogno di strumenti per poter essere contenuta. Ma se allora l'uomo vive questa condizione di eccedenza, ecco che possiamo guardare alla tecnologia, come dire, un po' più rilassati. La tecnologia è innanzitutto un segno della grandezza umana. Questa cosa qua la traduco, visto che mi è stato dato un input in dottrina sociale della Chiesa, è una cosa che ha detto molto chiaramente Benedetto XVI in Caritas in Veritate. Vi sto lanciando, come dire, i criptocompiti da fare a casa. Ecco, questa cosa qua, che la tecnologia è un segno di questa cosa che nella filosofia tedesca si chiama Geist, cioè questa idea dell'uomo che ha uno spirito che va oltre, lo spirito nel mondo, è la condizione tecno-umana. Cioè l'uomo per essere uomo ha bisogno di qualcosa che lo sostiene in questa sua ulteriorità rispetto allo strato biologico, al sottostrato biologico. Che non vuol dire che il sottostrato biologico è secondario, non necessario o che non ci possono essere meccanismi che legano nella forma della complessità e dell'emergenza la biologia a questa ulteriorità. Ma c'è qualcosa di ulteriore rispetto a tutto questo. La più grande invenzione umana è il linguaggio, unico strumento in grado di rendere visibile l'invisibile e di spostare nel tempo. Noi abbiamo un'unicità nel nostro modo di parlare
nel nostro modo di comunicare che prende il nome di linguaggio. La nostra specie parla con un modo di comunicare che si chiama linguaggio e questo linguaggio ha una caratteristica unica, è sintattico. Non c'è nessun'altra specie al mondo che parla con un linguaggio sintattico, soggetto, verbo e complemento oggetto. Ecco, la domanda è stata: a che serve il linguaggio? Grandi studi, Oxford, Dior, soprattutto come linguista, e alla fine si è accesa una scintilla. Questa tecnologia, che è la prima delle grandi tecnologie che abbiamo sviluppato, ci permette di fare una cosa che nessun'altra tecnologia ci permette di fare. Non è vero che ci permette di fare tutto. Non è una tecnologia che serve a tutto, perché se io a parole vi dovessi spiegare come si fa un nodo, prendete il capo A, giratelo attorno al capo B, riprendete il capo A e invertite l'intreccio, si fa molto prima a farvelo vedere. Infatti ci sono altre specie che comunicano in maniera rappresentativa, quello gli fa vedere col bastoncino come si tira fuori la termite, è il motivo per cui spopolano su YouTube i tutorial, lo vedi e lo segui. Questo linguaggio però consente di fare una cosa che altre tecnologie non consentono di fare. Se io vi dico sono triste, voi improvvisamente avete la capacità di vedere qualcosa che altrimenti è invisibile. Io riesco a istruire la vostra immaginazione per vedere di me qualcosa che altrimenti è invisibile. Riesco a farvi vedere un invisibile, riesco a immaginare, è la facoltà stessa, è la capacità stessa di poter inventare. Ma questo linguaggio che rende visibile l'invisibile ci dona anche delle caratteristiche o ci consente delle caratteristiche come specie che altrimenti non avremmo. Compreso quella di fare un piano di azione collettiva. Non siamo lupi che ce l'abbiamo istintuale questa cosa, ma se ci mettiamo a tavolino e diciamo io faccio il rumore e spavento il mammut, tu lo aspetti là dietro, quell'altro sta sopra e lancia il masso, ecco che abbiamo acquisito una capacità di cooperare data sulla capacità di far vedere ad altri cose che sono invisibili. Insomma, è nel solco della evoluzione del linguaggio che oggi si aprono nuovi scenari relativi al futuro, che in qualche modo è già presente, delle applicazioni tecnologiche, quelle cioè che permetteranno alle macchine di parlare. Capite che questa tecnologia è una tecnologia che ci ha dato la facoltà stessa di inventare, è la nostra grande invenzione. E questa nostra grande invenzione è la base con la quale noi abbiamo iniziato a trasformare la realtà, mappandola con le parole, in mondo. Quali scenari dunque? Le applicazioni al servizio del genere umano sono appannaggio della ricerca svolta ogni giorno dall'Istituto Italiano di Tecnologia, come ha spiegato Marco De Vivo, direttore associato di Scienze Computazionali e responsabile del laboratorio Molecular Modeling and Drug Discovery dell'IIT. Si parte per esempio dalla robotica, la robotica prostetica che va in aiuto di persone con problemi meccanici, fino ad arrivare anche allo studio di come la robotica si può interagisce a livello umano con noi, quindi a livello empatico. Si va a nuovi materiali incredibili che riusciamo a sviluppare oggi, per esempio plastiche totalmente biodegradabili che vengono ottenute da scarti vegetali, o nuovi materiali che servono per fare il trasporto di farmaci nel nostro corpo in maniera molto mirata, quindi sono le nanotecnologie. Oppure ancora le scienze della vita, dove si studiano processi chimici e biologici che sono alla base del funzionamento del corpo umano o purtroppo a volte alla base dello sviluppo di malattie, e quindi vogliamo capirne i meccanismi fondamentali per poi andare a modularne alcuni aspetti attraverso l'intervento, per esempio con farmaci. Di questo in parte mi occupo io, fino ad arrivare a quello che ho detto, che sono le scienze computazionali, dove appunto usiamo il computer, o meglio quello che oggi viene chiamato il supercomputer, che è solo un modo per dire che è super potente, per fare calcoli molto complessi. Pensate che in Italia, e questa è veramente una cosa straordinaria, abbiamo il quarto al momento supercomputer più potente al mondo, nel centro di supercalcolo Cineca a Bologna, che è il
vi do termini tecnici, però per darvi un'idea, siamo nel pre-exascale, cioè l'exa sta per 10 alla 18, quindi miliardi di operazioni in un secondo, siamo quasi vicini a poter fare. Tutta questa potenza per far cosa? Per fare operazioni complesse e molto velocemente, che per esempio ci permettono di calcolare come gli atomi si muovono e quindi a loro volta capire processi complessi che avvengono nel nostro corpo e che, come dicevo prima, sono spesso legate a patologie che vogliamo controllare. Quindi, per esempio, possiamo calcolare e usare il supercomputer come un microscopio, perché sono cose talmente piccole quelle di cui sto dicendo, gli atomi, le molecole, che non sono ovviamente visibili a occhio nudo, però le possiamo vedere in maniera indiretta, e quindi il supercomputer ci permette di vederle proprio sullo schermo, facendo come se fosse un microscopio gigantesco, e possiamo vedere come si muovono le proteine nel nostro corpo, come si muovono il farmaco quando deve andare ad agire su una specifica proteina, e tutto questo è dove la tecnica ci aiuta ad avere più conoscenza. Dopodiché questa conoscenza a volte ci permette di sviluppare nuova tecnica, perché poi alla fine vogliamo capirne sempre di più, perché controllando sempre di più, conoscendo sempre di più, possiamo fare cose utili, come ad esempio nel mio caso nuovi farmaci. Quindi tenete conto che l'Istituto Italiano di Tecnologia ha come obiettivo quello che si chiama il trasferimento tecnologico, cioè trasferire la conoscenza in qualcosa che può davvero avere un impatto sulla società economica, aspetti economici e aspetti legati alla salute. Quindi per esempio ci sono oltre 30 start-up che sono nate dall'istituto, che vanno da nuovi materiali, come dicevo prima, a potenziali nuovi farmaci, di cui una è stata menzionata nell'introduzione all'inizio, in cui cerchiamo di sviluppare nuove molecole, quindi delle piccole cose chimiche, che possono andare ad aiutare nei problemi legati al neurosviluppo, quindi al cervello. Cose complesse ovviamente, cose che ci spingono quindi ad avere una precisione molto elevata, e che cerchiamo di fare fino ad arrivare al punto in cui serve quello che dicevo, che è il trasferimento tecnologico, cioè dobbiamo essere capaci di trasformare la conoscenza in un prodotto, in qualcosa che davvero può avere un impatto su, per esempio per me, volevo fare il medico, ho fatto il chimico alla fine, ma voglio arrivare al paziente, quindi mi interessa fare qualcosa che arrivi davvero ad avere un impatto. E il supercomputer perché è importantissimo, facendomi un po' ad alcune delle cose che sono state dette? Perché oggi siamo al punto in cui abbiamo un sacco di dati, un sacco di numeri, possiamo generarne tanti e raccoglierne tanti, è quello che si dice in gergo il big data, grandi dati, grandi ammassi di dati, quindi lì arriva quello che si chiama il machine learning o l'intelligenza artificiale. Perché? Perché di fatto è vero che siamo bravi, ma gestire questa montagna di dati e vedere cose nascoste nei dati è praticamente impossibile. Guardandoli non siamo più in grado di gestirli, quindi ci possiamo aiutare con questi supercomputer per interpretare quello che magari questa massa di dati nasconde all'interno. Matematicamente sarebbero correlazioni o variabili nascoste che sono difficilissime da vedere all'occhio, e quindi usiamo questi calcoli complessi. E pensate al genoma umano, sono miliardi di letterine una dietro l'altra, come un libro costituito da miliardi di lettere, di cui dobbiamo interpretare se ci sono parole, se ci sono frasi, se ci sono un messaggio alla fine, se c'è qualcosa che possiamo comprendere, e lo facciamo attraverso l'uso di questi supercomputer. Però, e io concludo qui così poi magari lasciamo spazio, almeno questa è la mia visione, è sempre un modo per avere più informazione e quindi prendere decisioni, decidere strategie in maniera più informata, ma alla fine è l'utente, cioè è lo scienziato, è la persona che applica queste tecniche, che dovrà inevitabilmente avere le informazioni per poi decidere cosa fare. Di me sarete testimoni. Con questo tema, lo scorso 24 marzo, la Fondazione Missio della Conferenza Episcopale Italiana ha celebrato la giornata dei missionari martiri, collocata nel giorno in cui si fa memoria dell'uccisione di Monsignor Oscar Romero, avvenuta nel 1980, a memoria del suo impegno a fianco del popolo salvadoregno. Vediamo i servizi sulle celebrazioni che sono state organizzate nelle diocesi di Tortona e di La Spezia nella giornata
del 24 marzo. Da 31 anni, il 24 marzo, la Chiesa celebra la giornata dei missionari martiri, data in cui si ricorda l'assassinio di Monsignor Oscar Romero, ucciso a San Salvador dai militari fedeli al regime. Quest'anno il tema scelto da Missio Giovani è stato "Di me sarete testimoni", espressione che riprende il tema della giornata missionaria mondiale dell'ottobre scorso. Nella diocesi di Tortona la giornata è stata celebrata lo scorso venerdì 24 marzo alle 21 in cattedrale a Tortona, con la Via Crucis guidata dal vescovo Monsignor Guido Marini e animata dall'ufficio missionario diocesano. Abbiamo vissuto, come consuetudine ormai da diversi anni, la Via Crucis in compagnia dei missionari martiri. Noi sappiamo che la componente del martirio è una componente connaturale alla vita della Chiesa ed è anche bello che sia così, perché nel martirio si esprime la fedeltà nell'amore al Signore e la grande carità del cuore del Signore che vive nel cuore di uomini e donne che sanno dare la vita per l'annuncio del Vangelo e la carità ai fratelli e alle sorelle. Pertanto questa sera è stato per tutti noi come un incontro rinnovato, un'immersione molto significativa nell'amore del Signore, che trova espressione nella vita di tanti che nella storia hanno ripercorso come il Signore, con il Signore e con la sua forza, con il suo aiuto, la via della croce, ovvero la via dell'amore. E abbiamo pregato insieme chiedendo di poter essere anche noi capaci di accogliere così tanta profondità la carità del cuore del Signore, da poter essere anche noi testimoni fedeli, coraggiosi, annunciatori fedeli e coraggiosi di Lui, del suo amore, in una carità che non abbia confini. Come ogni anno, il 24 marzo, nell'anniversario dell'uccisione di Monsignor Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, la Chiesa Universale celebra la giornata di preghiera a ricordo dei missionari martiri. Anche il 2022 ha contato 18 martiri, testimoni del Vangelo e portatori del messaggio di Cristo. Ognuno di loro è stato ricordato nel corso della veglia di preghiera presieduta dal nostro vescovo Monsignor Palletti nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice al Canaletto. I 18 martiri sono stati ricordati tracciando un breve profilo del loro operato e ponendo all'altare, con un gesto simbolico, una spiga di grano, a significare la certezza che dal loro sacrificio germoglierà, come recita un versetto del Vangelo, molto frutto. Di me sarete testimoni, è la frase tratta dagli Atti degli Apostoli, scelta per celebrare questa giornata, ed è proprio ponendo l'attenzione su questa breve ma impegnativa frase che il Vescovo ha rivolto il suo pensiero ai presenti. Di me sarete testimoni. È importante questa affermazione ed è importante anche che sia tradotta in questi termini, non semplicemente sarete miei testimoni, ma di me sarete testimoni. Perché essere suoi testimoni vuol dire dare una testimonianza come lui ha dato la sua testimonianza, ma qua c'è di più. Qui viene detto che il cuore della testimonianza è lui, di me. E questo diventa importante, anzi diremmo che diventa veramente la chiave di lettura di tutto. Papa Francesco ce lo ricorda. Ovunque vadano, dovunque siano, come Cristo è il primo inviato, così ogni cristiano è chiamato a essere missionario e testimone di Cristo. E dunque ci viene ricordato come non sia qualcosa da fare, ma un modo di vivere veramente la nostra fede. E peraltro ci viene anche ricordato che la missionarietà non è una caratteristica di alcuni, ma fa parte integrante della vita, della vocazione della Chiesa.
Una celebrazione che nella sua semplicità, coordinata dal direttore dell'ufficio missionario Don Manrico Mancini, dal suo vice il diacono Bruno Canese e dai volontari diocesani, ha assunto un carattere di solennità, grazie anche al coro che ha intonato canti e inni a supporto della liturgia, ricca di spunti e di letture. Nella prossima edizione di Essere Chiesa Oggi, un approfondimento sulla giornata di preghiera. Prima di chiudere andiamo a Savona, dove sabato pomeriggio dalle 16 alle 19 nella sede della Caritas in via Grillo 2 si terrà il mercatino vintage solidale. La Caritas promuove così la colletta nazionale, da essa stessa indetta, destinata al sostegno delle popolazioni colpite dal terribile terremoto che ha devastato Turchia e Siria. Terminiamo così il nostro appuntamento settimanale con Noi Chiesa Diocesi Liguri. Grazie per averci seguito, ci rivediamo la prossima settimana.